Point.0 nasce come collettivo d'arte di giovani artisti dell'Accademia. Ci siamo conosciuti nell'ambiente accademico anche prima dal liceo artistico e abbiamo sviluppato questa realtà che unisce in maniera interdisciplinare le varie materie artistiche. Siamo 2 pittori e 2 scultrici. Qui alla residenza artistica alla Fabbrica dello Zucchero stiamo portando avanti le nostre personali ricerche artistiche in preparazione al Festival Tensioni e in collegamento ai temi che vengono trattati nel festival. Io e l'Arianna, che è l'altra pittrice, abbiamo una ricerca che è molto sul tema umano. Io in particolare sulla la concezione della percezione e la sua variazione a seconda delle varie epoche tra l'immagine digitale e di come questo alieni la persona e ci chiuda rispetto al mondo esterno, e invece l'Arianna su un tema di maschera e di alter ego. Invece Angela e Stella, le 2 scultrici, lavorano sul tema più fisico, sul corpo e sulla pelle. Angela con queste calze, quindi un tessuto, un materiale di riutilizzo che entra già in contatto con la pelle, perché sono calze usate, che vengono tese a mimare la pelle animale umana tirata e aperta, una decostruzione della figura. Invece la Stella, che lavora con la cera, che è un materiale organico, traslucido e che ricorda anche lì la pelle, il tatto, nella sua decostruzione lo porta a una riproduzione in pezzi seriali, quindi più che di pezzo singolo, di opera singola, si parla di serie di installazione, che lì si entra nella completezza dell'immagine, per vederne le variazioni a seconda della forma, con delle piccole escrescenze e depressioni, e a seconda della dimensione del colore.